Guardate, l'ospedale di Padova attuale è come un'automobile anche prestigiosa che ormai è vecchia, tutti i giorni ha qualche magagna e bisogna comprarne una di nuova per risparmiare ed avere un'auto, un mezzo, un ospedale in questo caso più efficiente. Credo che tutti questi anni si sia lavorato per arrivare alla definizione di cosa ci serve e oggi con questo importante accordo tra gli enti principali del territorio e l'università si fa un balzo in avanti nella direzione di realizzare un enorme polo sanitario per il Veneto e per l'Italia. Il Comune di Padova, quando il problema si è posto, ha cercato un'area che fosse in grado di intanto contenere una soluzione sanitaria così importante, sono 650.000 metri quadrati, con una possibile espansione fino a 1 milione di metri quadrati, solo 650 è 4 volte quanto è adesso. E poi che fosse collegata bene con tutti i sistemi di mobilità e di trasporto e quindi strade, ferrovia, la possibilità di fare arrivare il tram, grandi parcheggi. Mi pare che l'area sia una buona area adatta allo scopo. Naturalmente tutto è perfettibile, ma quella è un'ottima area adatta allo scopo.